Al via le prime autopsie sui corpi di 4 delle persone morte nel naufragio del Baiesan al largo di Porticello lo scorso 19 agosto. Si terranno proprio oggi, 31 agosto, presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. L'incarico sarà conferito dalla Procura di Termini Imerese. Al momento gli indagati per naufragio omicidio colposo restano 3. Il comandante dell'imbarcazione, James Schofield, il suo braccio destro, l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia in plancia Matthew Griffith. Ciascuno di loro potrà nominare dei consulenti per partecipare all'esame irripetibile. Per ora gli accertamenti saranno compiuti soltanto sui corpi del presidente della banca Morgan Stanley, Jonathan Bloomer, e della moglie Anna Elizabeth Judith Bloomer, e su quelli dell'avvocato Chris Morvillo e della moglie Neida. Successivamente si procederà alle autopsie anche per gli altri 3 deceduti nell'affondamento del veliero, ovvero Mike Lynch, il magnate britannico che aveva organizzato il viaggio, la figlia diciottenne Annie Lynch e il cuoco a bordo Re Caldo Thomas. Quest'ultimo è stato l'unico a essere stato ritrovato senza vita fuori dalla barca. Intanto spuntano nuove testimonianze di quel momento e altri video potrebbero svelare le cause del nubifragio del Baiesan, il velero ormeggiato nel molo di Porticello e colato a picco il 19 agosto durante una tempesta. Sentiamo la testimonianza di Giuseppe, pescatore del luogo. Il veliero dov'era? A che altezza era? Il veliero prima era dietro il porto accanto all'altra barcazione, accanto all'altro veliero, quindi tutte e due erano accanto. Poi con il vento forte e il maltempo che c'è stato è stato spostato a 200 metri in quella direzione. Poi con tutto questo temporale che c'è stato, poi giustamente è successo quello che è successo. Nel video che avete avuto anche voi mostrato tramite queste telecamere, che comunque adesso ha la procura, cosa avete visto? Ma a quanto pare nel video si è visto che si sono aperte le vele con il maltempo e la barca è caduta. Questo c'è, quello che sappiamo è questo nel video. Poi non so come sia successo altro, non so. Questo è un tratto di mare, insomma, tra virgolette insidioso. La signora diceva poc'anzi che spesso qui non si ancora. Qui spesso non si ancorano perché qui il mare è veramente insidioso. Alcune volte le barche si vanno a Coppa Zafferano ad emettersi oppure dietro il castello di Solanto, ma qui mai. Non si ancorano mai in questa parte di qua. Quindi non so come mai, o se non se l'aspettavano questa tempesta.